Per la serie chi cerca parcheggio e chi se lo porta da casa. C'è gente che si compra le tende da campeggio e tu le strisce da parcheggio. Brava, brava. Messo? Ecco, brava, saltello. Cos'è quella cosa lì? C'è tutto questo casino per quella cabina doccia, mezza cabina armadio, che sembra un incrocio tra una Vespa e una macchina da golf. Vabbè, parcheggiala, che ti devo dire? Così la vuoi parcheggiare? Cioè, sei riuscito a mettere le strisce e parcheggiare fuori? Grande? Ah, la vuoi raddrizzare? Però non mi sembra la manovra corretta, eh? No, no, per niente. Ecco, brava, stai girando a caso il manubrio? Dobbiamo spiegare noi come si fa. Ah, hai parcheggiato, hai messo le strisce per parcheggiare fuori. Brava, perfetto. Il 97% è rimasto vuoto e il 3% l'hai occupato tu. Ah, così lo lasci. Se l'hai messo a fare le strisce. Guarda come ti guarda il tizio lì, guarda, veramente ha avuto una crisi di identità in quel momento. Brava, a mano. Potevi portartela da casa sulle spalle a sto punto, no? Ok, sali su, fai sti 60 centimetri. Ok, dai. Ce l'hai fatta. Potevi pure parcheggiare prima e mettere le strisce dopo, faccio più bella figura. Però va bene lo stesso, dai. Brava. Sì, sì, l'hai parcheggiato bene. Sì, sì. Brava, perfetto. Adesso cosa fai? Mi rifai due saltellini di felicità? Dai. Oh, oh,